Eccoci di nuovo, benvenuto al sindaco di Forno di Sopra, Marco Lenna, architetto che è stato anche sindaco di Forno di Sopra, quindi si parlerà un po' di tutta la zona senza portare via il campo. Bene, innanzitutto com'è la situazione a Forno di Sopra e benvenuto appunto, caro sindaco. Buongiorno a tutti voi. Beh, diciamo che adesso siamo tornati un attimino alla normalità dopo le abbondanti nevicate che abbiamo avuto, che ci hanno messo evidentemente in una situazione di difficoltà e anche di crisi. Abbiamo in paese, pensate adesso proprio nel paese abbiamo 1,50 m di neve, quindi è stata un inverno di quelli che non si vedevano da una decina d'anni sicuramente. Anche per la messa in sicurezza degli edifici, oltre che le strade, i cittadini, insomma, una complicazione nella complicazione, perché sappiamo che il virus vi mette a dura prova in prima linea, no? Assolutamente sì, tra l'altro qui va il mio applauso sia ai volontari della protezione civile, i ragazzi, i signori che si sono dedicati a darci una mano, sono splendidi, delle persone che fanno veramente sentire l'unità del Friuli Venezia Giulia in questi momenti di crisi. Sono venuti su da Gorizia, da Mossa, da Tavagnaco, da Campoformido, da tutte le zone del Friuli a darci una mano con quello che potevano fare, e quindi ci hanno dato veramente una grossa mano. In più il soccorso alpino che si è arrampicato sui tetti comunali a fare lo sgombero neve, e non ultimo l'operazione che hanno fatto l'altro ieri sul campanile della chiesa a 52 metri d'altezza, quindi direi che di solidarietà, anche di spirito, di colleganza, insomma, unico, ecco. sì, guarda, sono state delle persone splendide, veramente nei momenti dell'emergenza facciamo veramente vedere che siamo un popolo unico, veramente unito e coeso, e non stiamo con le mani in mano, ecco, questo è... Quella è la nostra forza, il biglietto da visita che si conosce in tutta Italia, no? Ecco, senti, sindaco, le risorse per quanto riguarda la forza lavoro che hai in comune, no? Non penso tu abbia tanta gente, avrei bisogno anche un po' di risorse, come la storia lì. Riesci a fronte? Guarda, la situazione è così. Noi come Forni di Sopra abbiamo un piccolo vantaggio rispetto agli altri sulla questione di essere un comune turistico, quindi qualcosina di spazi di manovra rispetto anche a quando ero sindaco di Forni di Sotto ce ne sono. Non nego che oggettivamente per tirare avanti quello che ci rende unici anche su in montagna è l'assetto organizzativo. Noi abbiamo delle sinergie e delle collaborazioni con il comune di Forni di Sotto importanti, che vanno dalla cosa più semplice che può essere l'ecopiazzola alla cosa più importante che invece sono la parte amministrativa e i dirigenti amministrativi che ti aiutano nell'espletamento delle pratiche. Sì. E oggettivamente questo è quello che ci dà l'input per andare avanti, chiaramente. Senti, la stagione turistica naturalmente è saltata, no? È una questione molto pesante, e quindi quest'anno che c'era tanta neve che potevate fare un exploit, insomma, il destino ha dovuto fare i conti con questo virus. Ecco, come siete messi con l'associazione, che probabilmente dovranno in qualche modo comunque espletare la loro attività? Guarda, la situazione dopo un'estate che è stata veramente positiva, siamo in un inverno veramente disastroso. Il comune cosa ha fatto? Con quello che poteva utilizzare di avanzo di parte corrente ha praticamente alle attività commerciali e agli alberghi azzerati la tassa dei rifiuti, e quindi è stato un bel incipit importante gli abbiamo dato. Quindi insomma si trovavano alcuni alberghi a pagare dai 15 ai 20 mila euro, si sono trovati praticamente a zero sulla ratta. Bisogna intervenire, secondo me, in questo momento, se è possibile salvare qualcosa della stagione invernale tra febbraio e marzo, secondo me, e spingendo di più e facendo cercare di arrivare alle famiglie almeno nei fine settimana, cercando di avere un turismo friulano del Friuli Venezia Giulia, non un turismo straniero. Questo lo dico in maniera molto chiara perché
vorrei che ci fosse un cambio di rotta. Gruppi che vengono qui a prezzi stracciati non portano ricchezza, ma anzi portano indebitamento. Se invece ci basiamo sulle famiglie del Friuli Venezia Giulia, secondo me cambiamo rotta radicalmente dal punto di vista commerciale, dal punto di vista turistico. E poi niente, bisogna ormai proiettarsi su una stagione tarda primavera, estiva e autunno inoltrato, che deve essere veramente da urlo, cioè deve essere un qualcosa ricca di avvenimenti, sempre che riusciamo a eliminare questa pandemia, ottenerla il più possibile segregata, ecco. Speriamo che questo passi, ci saranno un po' anche le vaccinazioni da fare, eccetera. Quindi, ecco, come attività ordinaria, diciamo ordinaria tra virgolette, perché diciamo la tua attività, il progetto tuo va avanti, per quanto riguarda i lavori pubblici, gli investimenti, insomma, avete sempre qualcosa, no? Mi pare. Sì, allora, noi adesso, quest'anno eravamo già pronti con una variante per una pista da sci sul Varmost di quasi 1 chilometro, che era importantissima per offrire qualcosa di più sul demanio sciistico. Abbiamo degli investimenti su Promotour per ampliare seggiovie e quindi parte da sci tutto in quota, in alto, quindi dove abbiamo la possibilità di avere neve, ma soprattutto stiamo ultimando la piastra polivalente per il patinaggio, e al via, subito finita la neve, partiamo con 3 interventi di riqualificazione urbana, uno nella frazione di Andrazza, che è il più cospicuo, e invece uno per quanto riguarda la frazione di Vico, che sono dei muri di sostegno con l'estensione della rete di teleriscaldamento comunale, e l'ultimo invece nella parte sportiva della zona Davost, che lì interverremo con la riqualificazione anche dei parcheggi delle aree verdi, in modo da riuscire a dare un aspetto più decoroso e nuovo all'interno del paese. Ecco. Poi a noi è capitato la tegola di dover abbandonare il municipio, perché la vulnerabilità sismica che abbiamo fatto all'interno dà dei coefficienti di resistenza veramente limitatissimi, essendo stato fatto nel 72 e quindi non più efficiente dal punto di vista sismico e dinamico per la normativa attuale, e quindi ci vedranno impegnati anche in un trasloco nella sede municipale vecchia, che è stata ristrutturata nel 2001 e quindi più performante, e ci troverà un po' a disagio perché non tutto il personale può stare lì. Insomma. Poi avete messo mano anche a PRG, mi pare, no? Visto anche da lì. Sì, abbiamo fatto, io ho come vice sindaco Giancarlo Dosa, che tra l'altro è un ex dipendente della regione nel termine della pianificazione. Abbiamo portato le direttive politiche all'interno del Consiglio comunale e abbiamo intenzione di modificare il piano regolatore, riuscendo a dare uno strumento più agevole e innovativo e anche performante dal punto di vista del web. Quindi uno può entrare nella propria particella e saper tutto del proprio immobile. Ecco. Sì, praticamente una trasparenza totale. Ecco. Esatto. Sotto questo aspetto. Ecco, poi avete anche il Parco delle Dolomiti Friulane, che ha un punto di riferimento, perché il comune guarda proprio le Dolomiti, no? Quindi è un punto di riferimento, diciamo, se vogliamo, anche nazionale. Ma assolutamente sì, grazie anche al fatto di aver avuto il Parco delle Dolomiti Friulane che abbiamo ricevuto il riconoscimento UNESCO. E il parco è stato un qualcosa che ha preservato dei territori di montagna in maniera incontaminata e ci ha permesso di tenere un paesaggio selvaggio in quella zona importante anche per il ripopolamento della fauna, ed è un elemento attrattivo. Anzi, secondo me è un momento in cui dovremmo fare con la regione una riflessione sul parco per poterlo anche rilanciare, come dicevi te giustamente prima, che possa essere ancora di più un'attrattiva a livello nazionale. E quindi va messo sicuramente preso in considerazione in maniera diversa. La zona merita, no? Volevo dirti, allora, parliamo un po' anche di politica amministrativa regionale. L'UTI sono state messe via, no? Sì. Per cui voi avete sicuramente qualche altra carta in mano, no? Cioè,
delle convenzioni, come vi strutturate di montagna, delle comunità, quale scelta avete fatto? Sì, beh, allora adesso noi entro marzo dovremo decidere i comuni singoli quali sono in maniera completamente facoltativa, quindi c'è una diversità tra UTI e comunità. Prima era l'obbligatorietà, adesso abbiamo la facoltatività di decidere che cosa poter dare alla comunità di montagna. Chiaramente ci sono alcune cose che sono imprescindibili, che sono state già date da tanti anni, prima alla comunità montana, poi all'UTI e adesso, ad esempio, gestione del personale, infrastrutture sovracomunali, statistica e altre cose sicuramente verranno date da tantissimi comuni, se non da tutti. Anche la gestione dei rifiuti, per dire, una delle tante che per noi è un problema essendo in montagna. Di certo alcune altre saranno al vaglio, ad esempio io non sono uno propenso per poter dare la funzione della polizia locale, perché a me serve non solo a me ma anche al comune di Fornisotto, probabilmente anche a Sauris, avere un ufficiale di polizia che possa girare e essere attivo sul territorio in maniera più costante e più attiva. Ecco. Dipendenze tue in sostanza del sindaco pro tempore, perché è giusto che sia anche per il controllo, la sicurezza, mille motivi, no? Ecco, questo è una delle, non dico pecche, ma una delle grandi difficoltà, essendo la Carnia molto grande, diramata in 4 vallate e con un epicentro tanto forte che è Tolmezzo, che solo lui ha 12.000 persone, quindi ha rispetto a altri comuni che come il mio ne ha 1.000, quindi si capisce la differenza com'è, ma io ho necessità di avere su, come gli altri comuni, di avere una persona stabile che possa girare, vedere e lavorare, insomma. Ecco, tu pensi per esempio che la Regione potrebbe prendere in considerazione di trasferire delle risorse, chiaro a livello volontario, perché non si può imporre niente a nessuno, mi pare, però nei comuni, diciamo così, c'è questa necessità di avere delle figure, no? Se non altro anche per rafforzare i servizi. Ma guarda, secondo me la Regione è una cosa che dovrebbe analizzare in maniera serena e con l'aiuto un po' anche degli amministratori, è proprio il discorso del comparto unico, no? Cioè tu non puoi pensare che se un dipendente mio viene trasferito dal mio comune, va in regione, per il comparto tu sei sempre lo stesso numero di persone. Però tu a me oggettivamente hai creato un disservizio, anche perché mi hai tolto un posto assunzionale. Quindi secondo me questa è un'operazione che va valutata bene, perché corri il rischio di avere, come è già successo con l'Estizza, ad esempio, con l'ex sindaco, un caro amico che si trovava ad avere 3 persone in organico e averne 8 che erano fuori, e per la legge del comparto unico non poteva assumere più nessuno. Quindi ci sono dei sistemi che secondo me vanno affinati e vanno un attimino calibrati, nel senso che la scelta di lavorare in un comune di montagna non può essere una scelta a tempo e dici dopo 3 mesi o 4 mesi ti ero un trasferimento. Adesso così stabile, no? Bene, caro sindaco, mi pare che la chiacchierata è stata proficua, hai dato anche qualche idea anche ai nostri legislatori regionali. Io ti ringrazio per questa tua messa a disposizione del tempo, naturalmente spero di rivederti di nuovo qui al punto e migliori auguri al tuo comune che progredisca sempre e che comunque dal punto di vista diciamo così dell'economia possa resistere a questo momento così particolare. Guarda, io ti ringrazio, vi abbraccio tutti e ti aspetto magari su a Forni per una intervista un'esterna che magari vieni ad apprezzare di persona il paesaggio e tutto quanto. Va bene, ti ringrazio di segnerò. Ciao Marco, buon lavoro. Grazie a tutti voi, ciao.